Buongiorno, sono Gianni Giglioli. Mi rivolgo agli amici di Facebook per informarli che abbiamo ultimato ieri a tempo di record un film d'arte su una sceneggiatura che era pronta da mesi su Paolo da Bisso. Bisso è una delle città che sono state devastate dal terremoto. Io ringrazio per questo impegno Olga che mi sta riprendendo e Paolo che è di fatto il regista e senza di lui non riuscirei a realizzare così velocemente i prodotti che non vendiamo, per cui volevo cogliere l'occasione per rassicurarvi. Chi dovesse andare, per scelta nostra l'abbiamo posto lì, su leisilvia.it, www.leisilvia.it, può, scegliendo il menu ed andando su Fenice Video o Fenice Media, mi corregge Paolo, scegliere una serie di film che possono distinguersi tra film d'arte come La Cappella Sistina, come Il Maestro dei Mostri, come Il Cantico dei Cantici con disegni fatti da me, corretti da Olga con il programma di Photoshop, o comunque altre quali La Guida di Venezia, di Palermo e di Firenze. Non vi costa nulla, ripeto, è una cosa che facciamo non per vendere i nostri prodotti, perché ci divertiamo a farlo e perché alla lunga crediamo che con l'arte il nostro paese possa riuscire ad affermare la qualità del suo artigianato. Una preghiera per rendere visibile su YouTube il nostro prodotto, intendo dire il nostro prodotto editoriale, cinematografico, e per avere un piccolo beneficio visibile con la pubblicità che YouTube poi farà passare, vi chiederemmo cortesemente di cliccare sul YouTube, c'è un trattino rosso, YouTube, poi dovrebbe uscire, basta quello e Si poi entra su YouTube. esce la parola iscriviti Su YouTube. su YouTube, non costa nulla l'iscrizione su YouTube e ci mettete nelle condizioni di poter avere maggior visibilità e forse un introito di €1 al giorno. Tutto qui. Ho fatto queste precisazioni perché finora sì, sono stato un po' come dire, ho commesso degli errori, diciamo, nel dare la comunicazione, farvi sapere cosa siamo, cosa non siamo, ecco, senza nessun equivoco. La produzione nostra viene fatta nel piano di sotto, non c'entra niente con quello che stiamo facendo qui, che ha uno scopo più ampio. Tanto che annuncio che proporrò ad altre aziende produttrici di artigianato italiano, se vorranno, collegarsi a questo nostro prodotto editoriale cinematografico mettendo il loro nome, quindi supponiamo ci sia un'azienda che si chiama Oro Neve, ecco, bene, Oro Neve metterà Oro Neve e su Oro Neve qualcuno potrà andare a vedere le stesse cose senza pagare niente. Abbiamo una finalità che è un pochettino, che va al di là del, come posso dire, del semplice sportellino per metterci dentro il quattrino. Grazie. Vi consigliamo di visualizzare i filmati sotto rete Wi-Fi per non consumare eccessivamente i vostri gigabyte.